La Pasquetta alle porte, cosa dire ai lavoratori costretti a lavorare durante quella giornata? Beh, dovrebbero ribellarsi, ma forse non devo dirlo io. Anche la presidente di Confesercenti Veneto, nonché della città metropolitana di Venezia, contro le aperture selvagge domenicali festive. Io ho un'attività commerciale, ho una libreria, i giorni di festa il mio negozio è chiuso e quando il cliente mi chiama e mi dice siete aperti di domenica, dico no, io come te vado in barca di domenica. Contraria alla cannibalizzazione dei lavoratori obbligati a essere presenti 52 domeniche l'anno, dice. Questo dovrebbe essere. Voglio dire, abbiamo sempre fatto la spesa senza farla di domenica. E se per i ragazzi non c'è giovinezza senza le domeniche libere, per i genitori resta l'impossibilità di gestire i figli a casa, prosegue la CGIL. Se qualcuno ha in mente che si possano perdere posti di lavoro regolamentando le aperture domenicali sbaglia, perché già da adesso le lavoratrici che sono obbligate a lavorare la domenica devono avere il turno di riposo o il lunedì o il martedì e spesso vengono messe in riposo forzato con permessi o ferie i primi giorni della settimana. Per Confesercenti le abitudini di acquisto e consumo risentono anche nella grande distribuzione della crisi dettata dalle rivendite online. I centri commerciali non stanno andando bene, lo sappiamo benissimo. È chiaro che il grande nemico in questo momento è la vendita online. Allora, se i centri commerciali capissero che bisogna scendere a patti, mettersi intorno a un tavolo con i piccoli e lavorare insieme contro i grandi player online, forse le cose andrebbero meglio. Cioè non serve a niente tenere aperto la domenica se tanto l'economia non si muove.